Bentrovati telespettatori di TVM Palermo, di nuovo insieme ancora una volta per parlare di calcio dilettantistico siciliano. Ieri una puntata certamente molto interessante perché abbiamo parlato di Serie D e di eccellenza, ma abbiamo parlato anche di promozione, nonché di prima categoria, perché abbiamo ospitato i due presidenti dell'ACI Sant'Antonio, ma anche l'allenatore proprio della Gravina che ha disputato il campionato di prima categoria. Saranno come al solito nella puntata del giovedì i campionati di promozione ma anche quelli di prima categoria, i protagonisti assoluti. Si sono già conclusi i gironi, siamo già in piena atmosfera playoff e playout. Pertanto iniziamo subito con il campionato di promozione e lo facciamo con il girone A. Griglia playoff definita, eccola qua la schermata con la Parmonval che vince contro il Bagheria 2-0 ed il Città di San Vito Lo Capo che batte il Marsala 3-1. La finale playoff sarà tra Parmonval e Città di San Vito Lo Capo. Quest'oggi al Comunale di San Vito Lo Capo vi racconteremo di Città di San Vito Lo Capo Football Club Marsala, gara di semifinale playoff del campionato di promozione Girone A. Inizia Città di San Vito Lo Capo Marsala con questo lungo lancio però intercettato già dal San Vito con questa azione, la parata e il salvataggio miracoloso sulla linea di Bono. Dimenticato il giocatore del San Vito che può mettere questo pallone e Pirrotta porta in vantaggio il San Vito Lo Capo. Pirrotta dimenticato sul secondo palo. Il cross al centro, il colpo di testa tra le braccia di Loiacono. Il boato del pubblico che vuole maggiore lucidità, il cross al centro troppo sul portiere, viene abbrancato dal bravo Loiacono. Il tiro di Bono direttamente in porta, in due tempi, ancora un tiro, la migliore occasione per il Marsala. 4 contro 3, Pirrotta in offside e anche Bulades, non si alza però la bandierina, il pallone in porta ed è gol. Il 2-0 con il Marsala che reclama una posizione di offside che invece non c'è. Si abbracciano i calciatori del San Vito Lo Capo. Ripartenza e adesso si fa veramente dura. Allarga Di Giorgio su Bulades, vera spina nel fianco del Marsala. Lo lasciano calciare in porta. Barbera para. Sapienza, la battuta di questo calcio d'angolo al centro, il colpo di testa, la parata di Loiacono. Iannotti contro Loiacono, soltanto la barriera tra di loro. Iannotti prepara il destro, il tiro di Iannotti e il gol. Iannotti riapre la partita. Loiacono non è stato esemplare perché Iannotti lo ha bucato sul suo palo. Ma quello che conta è il gol di Gabriel Iannotti che riapre il match. Pallone su Oscar Sapienza, gioca bene il Marsala nella circostanza, potrebbe arrivare il cross con il pallone che non entra in rete, nessuno riesce a spingerlo. Ancora Taormina, la possibilità per Cicala di calciare in porta, si allarga un po' troppo il tiro e c'è il gol che condanna il Marsala a interrompere la sua corsa e al Città di San Vito Lo Capo di festeggiare questa terza marcatura con i calciatori che si vanno ad abbracciare. Il 3-1 del San Vito Lo Capo che la chiude qui. Il San Vito Lo Capo con questo terzo gol si guadagna il pass alla finalissima che si giocherà domenica.
Sapevamo che dovevamo soffrire, penso che abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove potevamo chiuderla sicuramente prima, però la nostra squadra è questa, abbiamo sofferto in tante partite, oggi però i ragazzi hanno fatto una prova superlativa perché comunque giocare in 10 più tutto il secondo tempo quasi, i supplementari insomma. Mi dispiace che ho perso due pedine che per noi in questo momento, due centrocampisti, però va bene, mi rientrano Carioto e Rappa. Ci tenevamo a passare questo turno perché abbiamo fatto un ottimo girone di ritorno, cioè, punti alla mano siamo stati primi in classifica con i punti che abbiamo fatto e quindi insomma, non abbiamo subito gol. Sono contento per i ragazzi perché lavorano veramente tanto, quindi la vittoria è loro sicuramente. I playoff sono un campionato a sé. Perché comunque è vero che c'è il doppio risultato ma ce l'hai dopo i tempi supplementari, quindi insomma, secondo me come era aperta questa è aperta anche quella, sono tutte aperte le partite perché qua ci vogliono energie, ci vuole panchina e ti ripeto, l'unica cosa che mi dispiace è che ho perso due elementi avendo una rosa un po' ristretta, purtroppo questo lo paghiamo. Parliamo adesso del girone B. Soltanto una partita per quanto riguarda la semifinale playoff, eccola qua la schermata, con il Gioiosa che vince la partita contro l'Aquila per 2-0. Pertanto la finalissima playoff di questo girone sarà tra Città di Mistretta e Gioiosa e si giocherà chiaramente domenica 28 di aprile. Il Gioiosa fa festa alla base di Gliaca di Piraino, batte l'Aquila Bafia nella semifinale playoff di promozione e vola alla finale del girone B dove affronterà il Città di Mistretta. Un Gioiosa che approccia bene al match provandoci subito con Balde che viene fermato dal decisivo intervento di piede di Sottile, poi con Diouf che impatta bene il cross di Portello trovando però la super parata dell'estremo biancorosso, quindi Martinez dalla distanza carica il sinistro sfiorando il palo alla destra di Sottile ed infine Balde su calcio piazzato scheggia la parte alta della traversa. L'Aquila tenta la risposta e al 42esimo reclama un possibile fallo di rigore su Cariolo, il signor Braschi dice di no. Nella ripresa dopo la doppia occasione per i Granata al 51esimo con Zurka che costringe Sottile a rifugiarsi in angolo e dal corner successivo e decisivo per Golizzi che toglie il pallone dalla disponibilità di Balde, l'Aquila tenta di sbloccare la sfida ma il destro di Di Santoro al 55esimo non c'entra lo specchio della porta, poi la botta da fuori di Chicco Danna è bloccata centralmente da Rubbio ed infine il sinistro di Di Santoro al minuto 72 si perde alto sulla traversa. Il Gioiosa però è letale al minuto 85 quando il neoentrato Scaffidi Argentina con un tiro cross lambisce la traversa e sul proseguo dell'azione il pallone giunge a Fratini che col destro scaraventa alle spalle di Sottile il pallone che fa esplodere di gioia i tifosi Granata e vale di fatto il vantaggio per i suoi. Per Fratini invece si tratta della prima rete stagionale. L'Aquila accusa il colpo e così al 92esimo Diouf, servito in aria da Balde, viene atterrato da Sottile con il fischietto di Trapani che indica il dischetto e dagli 11 metri Mazzuff spiazza l'estremo biancorosso facendo così Gioiosa 2, Aquila 0 e per il classe 2000 Granata si tratta della prima rete stagionale. Finisce così, il Gioiosa affronterà domenica 28 aprile il Città di Mistretta al Salvatore Lentini di Mistretta avendo un solo risultato a disposizione, mentre per l'Aquila la stagione si chiude qui ma i biancorossi di Nico Caragliano possono comunque ritenersi soddisfatti per essere riusciti da neopromossi a centrare una storica semifinale playoff.
Una rete di La Corte a 600 secondi dal triplice fischio consegna l'insperata salvezza all'Atletico Messina, al cospetto della Sant'Angiolese che non è riuscita a sfruttare il doppio risultato a disposizione. L'appendice play-out azzera tutto e chi giunge mentalmente meglio alla fine viene premiato. Ospiti che provano a bucare la rete di Puzzo, ma sul tiro di La Corte l'estremo di casa risponde presente. Dalla parte opposta ci tenta anche Tuccio, ma senza fortuna al 16°. Stesso esito per Spinella al 19°, stavolta è Previti a sventare la minaccia. La Sant'Angiolese continua a pigiare e prova la via della rete su palla inattiva, ma la sfera calciata da Di Stefano non impensierisce il portiere peloritano. Finale di prima frazione con gli ospiti che provano a solleticare i padroni di casa, ma prima il tiro di libero risulta velleitario, mentre allo scadere del duplice fischio il servizio del 7 trova La Corte che impegna severamente Puzzo. La ripresa si apre con i ragazzi di Ioppolo che provano a spezzare l'equilibrio del match. 57° Nibali al tiro, ma velleitaria la sua conclusione. Ancora l'otto di casa sul binario mancino assiste Tuccio, ma l'incrocio del classe 98 non gonfia la rete atletista. Ancora Sant'Angiolese al 74° con il tiro da ottima posizione di Passalacqua che alza troppo la mira graziando i messinesi. Minuto 80 e arriva la svolta del match. Lanciato sulla corsia di destra, La Corte porta palla avanti e batte in uscita Puzzo, mandando in estasi l'ambiente bianco-azzurro, per un gol che potrebbe significare salvezza o mantenimento della categoria che dir si voglia. Il gol è un macigno per la Sant'Angiolese che con poca lucidità prova a catapultarsi nella metà campo avversaria e Nibali tenta un altro tiro dalla distanza però con lo stesso esito, ovvero sfera tra le braccia del portiere Previti. Forcing finale e ben 3 occasioni per i locali. Prima il neoentrato Giglia su traversone dalla sinistra fa gridare al gol, ma Previti si supera salvando il risultato. 91° corner per la Sant'Angiolese e Giglia di testa non inquadra lo specchio. Ultima palla del match con i padroni di casa in area di rigore, ma ancora una volta si salva la compagine messinese. Triplice fischio e tripudio per La Corte e compagni, che festeggiano una salvezza insperata ma che è giunta grazie ad una condotta di gara accorta e con la capitalizzazione di una delle poche palle gol concesse. Epilogo amaro in casa Sant'Angiolese per un'annata iniziata male e finita peggio. Entourage Sant'Angiolese che ritorna in prima categoria dopo 11 lunghissimi anni di promozione, sempre nei quartieri nobili della graduatoria. Abbiamo parlato ampiamente del girone C del campionato di promozione proprio ieri ospitando i 2 presidenti dell'ACI Sant'Antonio. Adesso guardiamo invece la griglia playoff. Questa è la schermata, come vedete pareggio tra Real ACI ed RSC Riposto 2-2 il risultato finale ed in base al piazzamento ottenuto nella stagione regolare sarà il Real ACI a giocarsi la finalissima domenica prossima 28 di aprile contro il Nicosia. Lo stadio da Cicaladea è teatro dell'inizio dei playoff del campionato promozione. Real ACI contro RSC Riposto, terza contro quarta in graduatoria. Fase di studio in queste prime battute. Cannone per Sciuto, lo anticipa Spitaleri che poi salta anche Cannone in velocità. Spitaleri prolunga per Castorina che rientra sul mancino. Castorina, grande filtrante per Tonidori, il tiro, Guallegue il miracolo, poi Borzi sul secondo palo, segna a porta vuota anticipando Meli. Ancora Orazio Borzi, terzo gol stagionale ai Granata. Il Reale non ci sta e prova subito a reagire. Le mura per Sciuto, si sovrappone Meli. Sciuto cerca il cross che diventa un tiro. Cisterna in calcio d'angolo. Punizione per il Granata, la batte De Emanuele che va nell'area piccola, dentro, Cisterna con i pugni e poi Lopez di testa non trova la porta. 17° Saremi, serve Spitaleri che va in profondità da Castorina, posizione giudicata regolare. Castorina all'1 contro 1 con Sardo. Ancora Castorina, si accentra, il mancino dal limite che non lascia scampo a Guallegue, il raddoppio della Russo che dopo 17 minuti è già sul 2-0. Doccia gelata per gli accesi che caricano a testa bassa. De Emanuele
allarga su Cannone, Cannone, il traversone per Carbonaro di testa, blocca Cisterna in due tempi. Tomacchio cerca la profondità, capisce tutto Platania, poi Lemura gli ruba palla, Lemura per De Emanuele, tacco di De Emanuele, ancora per Lemura, splendido per Mongelli, Mongelli di precisione! Fabio Mongelli accorcia le distanze, Rialaci torna in partita. Nella ripresa partenza sparata del Granata, Lemura prende campo, lascia la sfera a De Emanuele. De Emanuele, bellissimo il suggerimento per Cannone, basso per Carbonaro, il piede di Cisterna e poi ancora Cisterna e la difesa libera. Tomacchio spinge sulla destra, il cross per Carbonaro, allontana Manuli in rovesciata, poi Sciuto alimenta l'azione allargando subito su Cannone. Cannone, il cross per Mongelli di testa. Fabio Mongelli firma la doppietta, rimonta del Rialaci completata. 7° gol con la maglia granata per lui, 9° stagionale. Miglior momento della partita degli Acesi, Carbonaro spara alla porta, va da Sciuto, Sciuto alza la testa e la dà a De Emanuele a destra. De Emanuele punta l'avversario, il cross per Mongelli, l'acrobazia, miracolo di Cisterna. Minuto 83, Patanè verso Puglisi che va l'1 contro 1 con Sardo. Puglisi, Sardo lo ferma con un fallo però per l'arbitro che lo ammonisce. Sardo era già ammonito e Rialaci è in 10. Episodio controverso. Il piazzato lo batte Palazzolo che va subito in porta, respinge Buallegue, poi allontana Meli, ancora Palazzolo, il cross sul secondo palo, ancora Buallegue in uscita. Altro cambio per Mister Manca, fuori Carbonaro, dentro Strano, Lemura, l'indietro da Foti. Foti attaccato sul controllo da Castorina, poi Borzì, anticipa Meli che lo stende. Calcio di punizione per la Russo e anche Meli era già ammonito, si fa durissima per il Real e sarà costretta alla doppia inferiorità numerica. Cominciano i tempi supplementari e la Russo è inevitabilmente padrona del campo. Palazzolo, vede sulla tre quarti Castorina, ha spazio per calciare, lo fa con deviazione di Foti, pericolo per Buallegue ma la palla esce di poco a lato. Ancora Palazzolo, spinge a sinistra, cerca il cross, Tomacchio controlla e prova a spazzar via, Castorina mette giù al limite, l'assist per Martinez, Martinez il tiro, respinge Buallegue, Cerra allontana. Nel secondo tempo supplementare si abbassano i ritmi e Real prova anche ad alleggerire la pressione, qui De Emanuele riceve un rinvio lungo di Buallegue, De Emanuele pressato, riesce in qualche modo a liberazione l'avversario, 2 contro 2, De Emanuele punta Salemi, ancora De Emanuele, prova il destro, di poco fuori, con deviazione. Ultimi disperati attacchi degli ospiti, Castorina riceve da Palazzolo, attaccato da Lemura, Lemura gli porta via il pallone senza fallo, mostruosa partita di Lemura, Lemura salta anche Martinez, si invola verso la porta, steso da un fallaccio di Martinez, che va anche lui in anticipo sotto la doccia. Finisce 2-2, il Rialaci firma l'impresa, rimonta 2 gol di svantaggio, resiste con cuore, sacrificio e spirito di squadra alla doppia inferiorità per oltre 30 minuti e passa il primo turno dei playoff, eliminando un RSC riposto che esce anch'essa stremata da una vera e propria battaglia sportiva. La squadra di Marcello Manca prosegue dunque il suo cammino e lo dovrà fare senza 2 giocatori importanti come Sardo e Meli. Gli Acesi però potranno contare sulla resilienza mostrata oggi. Servirà questo e tanto altro domenica prossima in casa del Nicosia, dove il Granata avranno un solo risultato a disposizione: la vittoria. Tutto in 90 minuti decisivi e finali. Non è riuscita infatti al Caggi la mission quasi impossible di evitare i play-out. I sacrifici di una stagione passano dai 90 minuti del Valentino Mazzola, dove i giallogranata di mister Adornetto ospitano il Città di Acicatena. Medesimo risultato sia all'andata che al ritorno, doppio 1-1. Questo parziale oggi premierebbe il Caggi, che in virtù della migliore posizione in classifica, come direbbero gli appassionati, può contare sulla doppia chance. Questo l'11 iniziale del tecnico Adornetto: Vecchio, Santitto, Bambara,
Campanella, Donato, Mannino, Franco, Criado, Salimbeni, Di Natale, Lanzoni, panchina per Rando, Brunetto, Dallura, Mannino, Vitale, Mazza, Buemi, Raneri e Scalisi, fischia il signor Luigi Canigattì di Agrigento, assistito da Filippo Luca Scannella e Gabriel Battista Castelletti. Noi con le immagini a cura di Francesco Morabito passiamo al film del primo tempo. Dopo 2 minuti parte meglio il Caggi, Criado su calcio di punizione per Salimbeni, la stoppa col petto, va col mancino, Romano para, l'azione prosegue, ancora Salimbeni, la sfera si impenna, Di Natale va in rovesciata, ancora Romano, stavolta facile l'intervento al quinto calcio di punizione, il Caggi continua ad offendere, stavolta Criado va verso la porta, direttamente il numero 10 sul fondo, primo squillo al 12° del Città di Acicatena, palla lunga di Vitale, Donato prova a difenderla, riesce invece Strano a conquistare il possesso, la mette direttamente sul fondo al minuto 22, ancora Città di Acicatena, questo lancio lungo, questa incomprensione di Donato e Di Vecchio, ne approfitta Indaco che riesce anche a salvare il pallone, salta Vecchio e mette sul palo più lontano il gol dello 0-1, una rete potenzialmente pesantissima, quella di Indaco che sblocca il match del Valentino Mazzola al 30° il Caggi, schema su calcio d'angolo, tentativo di Bambara deviato da Criado, arriva Romano che blocca semplice, al 35° invece la notizia peggiore perché viene espulso Franco, Caggi che rimane in 10 uomini e termina così il primo tempo, la rete realizzata da Indaco al 22°, fin qui decide il play out, un play out che sembra essersi fatto complicatissimo per il Caggi, girandola di cambi a inizio primo tempo succede davvero poco, entrano Brunetto e Scalisi per Donato e Lanzoni, 75°, lo stesso Scalisi appoggia su Brunetto, calcia, non lo fa però benissimo, 78° calcio di punizione per la testa di Criado, c'è Romano che vola e para, 79° entra Dallura, esce Mannino, ultimi 10 minuti di fuoco, Città di Acicatena che va con questo tentativo di Vitale che però calcia fuori, minuto 86 entra Raneri, esce Di Natale, minuto 88 il Caggi si riversa in avanti, tentativo di Salimbeni e un tiro cross il suo che sorvola solamente la traversa, minuto 90, palla a Scalisi, se la sistema, prova ancora dal limite dell'area a cercare spazio, lo trova, il suo destro termina però direttamente sul fondo, minuto 94, calcio di punizione per il Caggi e l'ultima occasione, è un'ottima occasione, spara così Criado che calcia fuori di un soffio, finisce così al Valentino Mazzola, il Caggi perde il play out contro il Città di Acicatena e retrocessione per la formazione di mister Adornetto. E chiudiamo il tabellino per quanto riguarda i play-off e i play-out del campionato di promozione presentando la griglia del girone D. Si disputerà soltanto la finalissima domenica prossima, domenica 28 di aprile, tra Città di Avola e Priolo Gargallo. La squadra vincente poi disputerà la semifinale con la vincente dei play-off del girone C. Sinceramente, a mio parere, poi magari altri diranno diversamente, noi siamo superiori al Mascalucia, l'abbiamo dimostrato in campionato, andando a vincere là a casa loro. Quindi ero sereno, però certo, giustamente, andare a fare uno spareggio, il calcio è strano e quindi l'imprevisto è dietro l'angolo ed ero un po' ansioso per questo. Fortunatamente la partita si è messa bene, fortunatamente, più che altro per bravura. Magari i primi 20 minuti loro si tenevano palla, però alla fine non c'è stato, diciamo, niente di che, anzi forse hanno avuto qualche occasione nel secondo tempo. Poi noi siamo stati bravi a fare l'1-2 e quindi la partita l'abbiamo messa per il verso nostro. Io sono del parere che i giovani soprattutto hanno bisogno della fiducia di noi grandi, soprattutto, perché se non si ha la fiducia di rischiare un ragazzino, che poi voglio dire, se noi andiamo ad analizzare un 2006, al momento è un 18enne, quindi di cosa parliamo? Oggi a 18-19 anni giocano in Serie A, quindi qua stiamo parlando di campionati dilettantistici. Quindi se i ragazzi hanno delle qualità, secondo me bisogna farli giocare assolutamente. Io dico sempre, meglio che mi sbaglio un giovane, ma non uno grande. Del giovane magari lo ammetto l'errore perché deve crescere. Il grande che magari si sente arrivato, si sente non so che cosa, non l'accetto, perché dato che è fenomeno tu non devi sbagliare. Ma sinceramente non ho una dedica in particolare, magari forse la dedico a me e al mister Lavarcara, perché magari al di fuori le cose magari non escono fuori ed è giusto così, ma noi abbiamo avuto delle grossissime difficoltà. Sin dall'inizio, quando noi siamo arrivati qua, io insieme al mister Lavarcara,
abbiamo trovato 3 tesserati ed era gennaio. Tra l'altro il mercato chiuso, ci siamo fatti in 4 per andare a cercare gente in giro svingolata, gente buona che poteva fare per l'occasione, e tanto merito anche alla società, attenzione, devo dare veramente tanto merito, che ha lottato su tutti i fronti sotto questo aspetto, però essendo mercato chiuso non era semplice, non era assolutamente facile. Noi ci siamo ritrovati qua a fare i play-out, non so come, ma ci siamo ritrovati. È stata una vittoria di gruppo, una partita secca dove purtroppo una delle due deve retrocedere. Il regolamento è questo e di conseguenza ci dispiace anche per i nostri avversari che sono retrocessi, ma noi siamo contenti della vittoria. È doveroso fare la dedica al nostro dirigente Massimo Figara che purtroppo ci ha lasciato da qualche giorno e quindi sicuramente va a lui la dedica principale, a lui e alla sua famiglia che da 30 anni è stato vicino a questa società e tanto ci teneva anche a questa salvezza, e quindi la dedichiamo a lui sicuramente. Già da domani ci metteremo al lavoro per l'anno prossimo per cercare di costruire una squadra e anche un settore giovanile degno di questa categoria. Domenica 21 si è pure giocata la semifinale di Coppa Italia di categoria. Vittoria che vince 2-1 contro il Valdinisi ed accarezza il sogno della finale di Coppa Italia del campionato di promozione. Primi 90 minuti della doppia sfida di Coppa Italia al Gianni Cosimo. Il Vittoria ospita la Valdinisi per la prima delle 2 semifinali. Biancorossi Gen Eccellenza dalla porta principale, avendo vinto il girone D. Valdinisi reduce dalla vittoria contro il Caggi per 4-0 e giunta al 7° posto nel girone C. Ancora fame e voglia di vincere per chiudere al meglio la stagione, magari col double. La formazione di mister Danilo Rufini che schiera Cirnigliaro in porta, Ardes, Pettinato, Sferrazza, Diop, Santana, Leggio e De Vivo, D'Agosto e Morra, a supporto di Cannarozzi, a disposizione Romano, Ventura, Diau, Barbieri, Mare, Battaglia e Giorisi. Partiamo con il film del primo tempo. Dopo 9 minuti il Vittoria, la sventagliata di Pettinato in zona Morra, il tentativo di colpo di testa che si perde sul fondo. All'11° ancora Vittoria, cross stavolta di Morra dalla sinistra, arriva D'Agosta, colpisce in acrobazia, sballa la mira. Minuto 20 il Vittoria vuole sbloccarla a tutti i costi, cross dalla sinistra sugli sviluppi di calcio d'angolo, Cannarozzi alza la mira anche lui. Minuto 22 i locali stavolta ci provano dalla destra, arriva un traversone per Morra che trova l'incornata vincente, quella che vale sul palo più lontano, l'1-0, gran giocata quella di Morra. Si sblocca così al Gianni Cosimo il match quando al 35° un calcio d'angolo dalla destra viene messo sul secondo palo per Morra, la rimette su Diop, colpisce a botta sicura, gran salvataggio sulla linea, firmato Pugliesi. Minuto 36 il Vittoria chiude in avanti il primo tempo, così come ha fatto per tutti i 45 minuti, cross dalla sinistra di De Vivo, Leggio di testa, manda sul fondo, finisce così il primo tempo al Gianni Cosimo, fin qui il Vittoria vince e convince il gol di Morra, fa felici i biancorossi. Possiamo partire col film della ripresa. Il Vittoria inizia a macinare sin dai primi minuti, Pettinato di testa per Cannarozzi, cerca la palombella, anche in questo caso non becca lo specchio della porta. Al 50° la Valdinisi prova invece in ripartenza, riposo, va a servire Palmieri che va a calciare col sinistro, sorvola l'incrocio dei pali, si dispera il calciatore biancorosso quando al 51° il cross di D'Agosta arriva a Santana che salta campo, la rimette dentro per Morra, la respinta da parte di Bonasera. Minuto 76 cambio in casa Vittoria, entra Diau per Santana. Minuto 80 il gol del 2-0 arriva alla fine a 10 dal triplice fischio con il corner di De Vivo che pesca in area di rigore tutto solo. Diop, sbagliatissimo lasciarlo con questo spazio in area. Arriva infatti il 2-0 della Vittoria al 94° in pieno recupero. La Valdinisi potrebbe trovare un gol che in vista del ritorno sarebbe cruciale. Rimessa laterale per la Rocca, il pallone su Puglisi, conclusione, ma vola Cirnigliaro e dice di no. Finisce così allora al Gianni Cosimo il primo round di questo match valevole per le semifinali di Coppa Promozione. Premia il
vittoria che supera 2-0 la Valdinisi, gol nel primo tempo di Mor e nella ripresa di Diop. Vittoria dunque che vince 2-0 contro il Valdinisi, settimana prossima gara di ritorno. Mentre invece si disputerà proprio questa settimana invece la partita di andata tra Città di San Vitolo Capo e San Giorgio Piana. La vincente disputerà la finalissima. Adesso voltiamo pagina perché parliamo di prima categoria. Anche qui sono partiti i play-off e i play-out di categoria, pertanto adesso via con il rullo riguardante i risultati e chiaramente soprattutto le immagini. Impresa colossale per il Terme Vigliatore che riesce con un solo risultato a disposizione in 10 uomini dal 18° del secondo tempo a fare sua la semifinale playoff contro l'Orsa Promosport e staccare così il pass per la finale del girone dove affronterà il Città di Villafranca. I giallorossi con una prestazione maiuscola sbancano il Salvuccio Rao e per la prima volta in stagione battono i barcellonesi nella sfida decisiva. In un primo tempo avaro di emozioni è comunque il Terme a farsi notare con Russo, la cui conclusione è bloccata da Paratore. Nella ripresa l'Orsa si fa vedere per due volte, prima con Bucche il cui sinistro chiama Munafò alla parata e poi con Crisafulli che non approfitta di un disimpegno errato dell'estremo giallo-rosso e da posizione vantaggiosa spara alto sulla traversa. Al 63esimo però il Terme Vigliatore rimane in 10 uomini, espulso il capitano Angelo Siracusa che già ammonito tocca la palla con la mano beccandosi il secondo giallo dall'arbitro e la via anticipata degli spogliatoi. Pochi minuti dopo lo raggiunge anche il tecnico Sebastiano Raffa allontanato per proteste. Nonostante l'uomo in meno è comunque la formazione giallo-rossa ad avere le occasioni per passare in vantaggio, ma prima il sinistro di Cucinotte è salvato sulla linea da Nania e subito dopo la punizione di Cardia sorvola di poco la traversa. Gli sforzi dei termali però vengono premiati nel primo tempo supplementare quando Malan col destro spedisce alle spalle di Paratore l'invito di Yakubu portando in vantaggio i giallorossi e firmando così il suo 11° sigillo stagionale. L'Orsa non ci sta e così dopo le conclusioni di Sottile al minuto 102 e di Salamone al minuto 104 disinnescate dalla difesa avversaria, i barcellonesi acciuffano il pareggio nel secondo tempo supplementare grazie a Scolaro che al minuto 109 con un preciso destro dal limite infila Munafò all'angolino basso facendo esplodere di gioia i tifosi del Salvuccio Rao. Per Scolaro invece si tratta della prima rete stagionale. I locali ci credono e 3 minuti più tardi la potrebbero vincere con Guglielmo Torre che va via palla al piede, entra in area ma davanti a Munafò spara incredibilmente alto sulla traversa. Così per una legge del calcio non scritta, gol sbagliato, gol subito, al minuto 115 il Terme Vigliatore assesta il colpo letale quando Yakubu di testa gira in rete l'angolo di Cardia, facendo così Orsa 1, Terme 2 per Yakubu che viene sommerso da tutti i suoi compagni. Si tratta della 14ª rete stagionale. Giallorossi che subito dopo potrebbero anche calare il tris con Malan, il cui destro però si perde a fil di palo. Poi nei minuti di recupero assalto disperato dell'Orsa Promosport, ma gli sforzi profusi dai barcellonesi non producono il pareggio sperato. Il Terme Vigliatore vola alla finale del girone che si giocherà domenica prossima in casa delle Città di Villafranca e con i ragazzi di Raffa che avranno ancora una volta un solo risultato a disposizione, mentre per l'Orsa Barcellona finisce qui la stagione ma rimane comunque un campionato da incorniciare per i ragazzi di Salvo e Pirri.
Una stagione che sembrava già compromessa per il Lipari al termine del girone di andata, chiuso all'ultimo posto in classifica con soli 4 punti. Poi la svolta nella seconda parte di campionato, terminata a quota 22 con aggancio alla terzultima posizione, che è valsa la disputa dello spareggio play-out in casa. Per gli ospiti ci sarà comunque ancora una chance per salvare la categoria nello spareggio retrocessione contro il Riposto, da giocare in campo neutro domenica prossima. Un match che si apre subito con il Lipari in avanti e dopo 2 minuti il sinistro di Felice Puglisi costringe Accetta alla respinta. Il Rodin Milici risponde al 5° minuto con il destro di Daniele Puglisi, che si perde non lontano dalla porta difesa da Taranto, e al 18° con Capitan Gabriele Tore, il cui tentativo è bloccato a terra dal portiere. Nel finale di frazione altra chance per gli eoliani, con il solito Felice Puglisi che costringe Accetta agli straordinari. Anche nel secondo tempo insiste la formazione di casa, che prima lamenta un possibile calcio di rigore su Felice Puglisi, poi sempre il 10 rosso-blu da posizione vantaggiosa conclude sul fondo la ribattuta di Accetta sul piazzato di Antonello Giunta, e infine Foti, dopo aver scartato anche Accetta in uscita, spara incredibilmente alto sulla traversa. Subito dopo il Rodin Milici deve sostituire l'infortunato Daniele Puglisi con Calarco, quest'ultimo in panchina perché non al meglio, e il neoentrato lanciato verso la porta da Celi al minuto 68 viene atterrato da Greco, che si becca il rosso diretto dal signor Smario, lasciando i suoi 10 uomini. Gli ospiti provano subito a sfruttare la situazione. All'80°, solo una strepitosa parata di Taranto nega a Calarco la gioia del vantaggio. Non è da meno l'estremo rodiese Accetta, che 1 minuto dopo ferma in uscita Felice Puglisi. Il portiere del Rodin Milici è superlativo anche nel primo tempo supplementare, quando disinnesca prima il colpo di testa ravvicinato di Licari e successivamente il sinistro di Felice Puglisi. Il Rodin Milici non ci sta e tenta la via della rete, ma le conclusioni di Torre al minuto 100 e di Calarco al minuto 101 si perdono alte sulla traversa, mentre 1 minuto dopo gli ospiti reclamano anche un calcio di rigore per un tocco di mano in area di Veneroso. Il fischietto catanese dice di no. Infine, nel secondo tempo supplementare, gli eoliani la potrebbero vincere, ma Licari al minuto 107 trova l'ennesima parata decisiva di Accetta, e sempre l'esperto attaccante rosso-blu 2 minuti più tardi viene fermato dal muro difensivo avversario. Quindi nel finale Rodin Milici in avanti e Calarco col sinistro non crea patemi a Taranto. Poi, al triplice fischio del signor Smario, la festa tanto attesa dal Lipari può finalmente cominciare. Siamo rimasti in prima, il Lipari merita questo e merita molto altro. È stata una stagione difficile sotto tanti versi, difficile per le tribune chiuse, senza le tribune è difficile programmare, ma noi lo abbiamo fatto lo stesso, non ci siamo arresi. Non ci siamo mai tirati indietro, noi dirigenti, noi società, noi Lipari Calcio. Un grazie a questi tifosi che sono splendidi. Adesso si devono aprire le tribune, perché noi dobbiamo poter programmare la stagione, perché Lipari non merita la prima ma merita almeno la promozione, quindi lavoriamo tutti per questo obiettivo, che deve essere un regalo per tutti noi, e oggi senza strutture sportive non si va avanti, quindi lavoriamoci. Una volta che si aprono le tribune sarà una bella stagione, questo ve lo posso promettere. Un vero miracolo sportivo, perché comunque sia eravamo in una situazione di classifica diciamo a dir poco problematica. In più abbiamo avuto molte assenze, infortuni, e abbiamo ripreso tutto in mano, e grazie anche alla società, grazie a me, a Renzo Giunta e soprattutto ai ragazzi siamo riusciti a portare a termine questo. Faccio gli auguri di vero cuore a Rodì, perché credo che abbia onorato il calcio anche oggi. È stata una partita non tanto bella, gli artefici sono stati 2 portieri, però comunque la posta in pari era troppo alta. Mi auguro che il prossimo anno tentiamo qualcosa di più importante.
Non sono bastate 26 giornate e ben 59 punti per stabilire la squadra vincitrice del campionato di prime categorie Girone D. Agrongiara e Santa Venerina si affrontano sul neutro di Palazzola Crede per stabilire chi giocherà l'anno prossimo in promozione e chi invece dovrà disputare i playoff. Partita bloccata in avvio, poi il Giare che prova a rompere gli indugi, Puglisi con le mani, va da Magri. Magri di nuovo per Puglisi, che va l'1 contro 1. Il traversone verso Sottile di testa, fuori bersaglio. E ancora Sottile a cercare la via del gol, qui ci prova su punizione, ma la palla finisce alta sopra la traversa. Fazio, serve Ragonese a sinistra. Cerca la profondità con lo sguardo, poi alla fine va corto su Palermo. Palermo la sventagliata per Magri che è scattata in posizione regolare, il controllo, Magri rientra sul mancino, il tiro, Cantarero, arriva Gulisano che sblocca il match. Danilo Gulisano, esplode il salustro di Palazzolo, il Giarra in vantaggio col 6º gol in campionato di Danilo Gulisano. 38esimo, Nicotra, rinvio lungo a cercare Gulisano, testa di Filetti, testa anche di Palermo, poi Sottile la mette giù, favorisce Marino che salta un avversario, Marino ne salta un secondo, Marino il tiro, impreciso. Finale del primo tempo, Cordova cerca Scandurra, di testa a contrasto con Aragonese, poi Siciliano, spara via Fazio senza fronzoli, che alza un campanile, sbaglia lo stop Filetti, ne approfitta Sottile, Sottile si invola verso la porta, grandi uscite di Cantarero, provvidenziale. Sono sempre i gialloblu ad essere pericolosi anche nella ripresa. Aragonese in due tempi, serve Gulisano di prima intenzione, bene per Sottile, Sottile punta l'avversario, rientra verso il centro, prova la conclusione, di poco al lato. Minuto 65, corner di Cordova sul primo palo, testa di Palermo, poi al volo Andrea Papaserio, al primo tiro in porta il Santa Venerina trova il pareggio. Giarresi che accusano il colpo, provano ad approfittarne gli avversari, lancio lungo di Zumbo, testa di Papaserio, Furnò 1-2, Papaserio, il tiro, deviazione di Nicotra e poi fondamentale l'intervento di Fazio sulla linea. Garufi attacca dentro l'area, cerca il cross, testa di Fazio, poi Marino salta con lo stop un avversario, la lascia a Sottile che supera Cordova in velocità, Sottile 1 contro 5, finisce a terra contro Siciliano, riesce a giocarla da terra però, allungandola su Gulisano che aspetta il movimento di Marino, Marino si propone in aria, uno sguardo in mezzo, il tiro cross, smanaccia Cantarero. Mangano, scarica su Sottile, si sovrappone Ragonese, lo serve Sottile, Ragonese può mettere il traversone, lo fa ma è basso verso Gulisano che lascia passare, arriva sulla sfera Palermo, Palermo punta l'avversario, il dribbling, il mancino a giro, respinge Cantarero. Iniziano i supplementari, squadre sempre a caccia del gol che romperebbe gli equilibri. Gulisano spalla alla porta, all'indietro per Mangano di prima intenzione, bene per Sottile che salta un avversario, Sottile prova ad attaccare in velocità, sterzata, pressato da ben 3 giocatori, ancora Sottile, cross sul secondo palo per Palermo, i pugni di Cantarero, ancora Palermo, tiene viva l'azione, punta un avversario, lo salta in velocità, Palermo, il tiro cross col piede Cantarero, doppia chance per il Giarre. Partita bellissima in questo primo tempo supplementare, stavolta è Santa Venerina ad attaccare, Garufi sfida Puglisi, poi va al traversone che finisce Scandurra, Scandurra, il tiro, traversa clamorosa, colossale palla gol per il Santa Venerina. Punizione interessante per la squadra di Belluso, la batte Papaserio direttamente in porta. Si salva Nicotra in calcio d'angolo. Ultimi scampoli del primo supplementare, piazzato di Bozzanga dalla sinistra al centro, Cantarero a vuoto, controlla Mangano, Mangano, la porta è vuota, Luca Mangano, il gol che può valere la promozione, lo segna Mangano, il secondo gol al Santa Venerina, questo è pesantissimo, il suo 5º gol stagionale. Impazzisce di gioia la panchina giallo-blu. Reazione immediata e veemente del Santa Venerina che cerca subito il pari. Cordova su piazzato, Nicotra ci mette i pugni e poi alla fine si salva Sottile che allontana. Nicotra va al rinvio lungo verso Maccarone che prolunga di testa. Sottile corre sulla sfera, riesce a tenerla in campo e a saltare anche un avversario. Ne ancora Sottile dopo 100 minuti. Sottile ci prova, Cantarero blocca. I tifosi giarresi hanno atteso a lungo questo momento, arriva il triplice fischio, il Giarre torna in promozione. Dopo anni difficili senza calcio, dopo un campionato controllato e poi quasi sfuggito, dopo uno spareggio contro un avversario che ha dato tutto in campo, è giunto il momento di festeggiare. Una società e una squadra che hanno avuto il merito di far riappassionare una tifoseria. Dai presidenti Santoro e Romeo, dal direttore Scuderi, dai mister Rapisardi e Catania, ai rispettivi staff tecnici, passando per gli artefici, i giocatori, capitanati da Davide Nicotra. L'obiettivo dichiarato è stato conquistato.
Adesso un po' di meritato riposo e poi si penserà subito a programmare la prossima stagione. Ringrazio i miei tifosi, gli ultra, tutta la gente che veniva la domenica, quelli che sono venuti oggi ad incitare la squadra. È stato un anno fantastico, un anno veramente duro, ma ce l'abbiamo fatta, ormai ce l'abbiamo fatta. Dedico questa vittoria alla mia famiglia, che mi è stata molto vicino come primo anno, e a Danilo, il nostro direttore, il nostro grande direttore, al primo anno, al mister Rapisarda e al mister Curcuruto, perché anche sua questa vittoria, al nostro mister Sebi Catania e a tutti i ragazzi che sono splendidi, l'hanno voluta dal primo giorno fino ad oggi, hanno voluto questa grande vittoria. Saliamo di categoria e piano piano ora ci prendiamo un po' di relax perché ci vuole, e poi vediamo il da farsi. Inizio nel dire che intanto questa vittoria la dedichiamo ai tifosi, alla città che hanno sofferto per qualche anno senza avere calcieggiare. E faccio i complimenti anche al Santa Venerina, che ha disputato un grande campionato, però nel momento clou, cioè oggi la partita secca, abbiamo avuto qualcosa in più. Non ci dimentichiamo che noi siamo partiti il 20 di luglio e già il 7 eravamo in preparazione e non avevamo neanche un pallone. Perciò costruire tutto con i sacrifici della società che si è spesa molto e che ringrazio il presidente Santoro e soprattutto, nonché amico, il presidente Mario Romeo, che ha messo l'anima insieme a me e i ragazzi. Ringrazio il mister Rapisarda, ringrazio il mister Curcuruto, il mister Spambinato, e ringrazio ovviamente il mister Catania per la grande mano che ci ha dato in questo mese e mezzo, e ringrazio ovviamente i ragazzi che hanno dato l'anima anche nel momento più difficile, quando qualcuno magari parlava troppo. Noi ci abbiamo sempre creduto e ce l'abbiamo fatta. I programmi futuri ne parleremo a giorni, ci siederemo a tavola con la società, se sarò riconfermato il mio ruolo. È una società ambiziosa, ovviamente non possiamo volere tutto subito. Quest'anno abbiamo fatto un grande sforzo, la società va un plauso alla società perché ha fatto un grande sforzo e ce l'abbiamo fatta. Perciò il futuro è certo. Pian piano ci strutturiamo su cose più importanti e costruiremo una squadra in linea con le idee della società. Siamo partiti i contratti, ma dobbiamo considerare pure che siamo alla fine della stagione. Ora lo possiamo dire che tanti ragazzi non sono arrivati a questa partita nel pieno della condizione, per cui era normale soffrire. È chiaro che sì, è vero che abbiamo avuto il pallino del gioco, però è anche vero che sull'1-1 abbiamo rischiato anche di prendere il 2-1, anche se poi noi abbiamo avuto le nostre occasioni, perché il loro portiere è stato bravissimo su almeno 3-4 occasioni. Poi devo dire, io in questo momento sono felice per i ragazzi, per la società, sono felice per questi splendidi tifosi che oggi sono stati eccezionali come sempre. Devo anche essere onesto con la mia persona. Un allenatore, io sono stato chiamato qui per 2 partite, sperando nella terza, sperando anche nei playoff, per cui sicuramente i ragazzi mi hanno dato più di quello che io ho dato loro. Un pensiero in questo momento, che questa gioia la voglio condividere anche con Saverio Rapisarda, la voglio condividere con Alessandro Curcuruto, perché loro hanno lavorato prima di me, hanno lavorato in una certa maniera. Selgiare ha disputato un grande campionato e anche grazie a loro, per cui è giusto che questa sia una vittoria anche per loro, anche perché ci siamo incontrati ieri, mi hanno fatto un grosso in bocca al lupo, ed è giusto che, anche perché loro sono GRS, per cui questa vittoria del campionato fa gioire più loro che me. Io sono felice perché qualcuno ha storto il muso quando sono sceso in prima categoria, ma io l'ho fatto con molta umiltà, fa parte del mio carattere,
mi sono messo in discussione, ho allenato questi ragazzi con grande entusiasmo, facendogli capire che essendo professionisti, anche lavorando loro la mattina, facendo grossi sacrifici, si possono ottenere i risultati. E l'hanno fatto, ci siamo allenati 4 volte, 5 volte, ieri sera abbiamo fatto la rifinitura, siamo stati a cena assieme. Li voglio solo ringraziare ad uno, li abbraccio, e vedere le lacrime di questi ragazzi alla fine mi ripaga della scelta fatta. L'amarezza c'è, come quando si perde, c'è sempre l'amarezza, però c'è da dire che si confrontavano le due squadre prime in classifica, che hanno fatto un campionato abbastanza importante, per cui i risultati nel calcio sono sempre 3. E questa volta ci è toccato quello della sconfitta. Pur non di meno noi siamo su diversi fronti ancora per poter conquistare la categoria superiore. C'è la finale che con molta probabilità si giocherà domenica prossima contro il Casalvecchio, e lì onoreremo ancora il calcio e le buone giocate, e poi abbiamo la Coppa Sicilia. Speriamo di conquistarlo questo titolo, perché in maniera molto onesta penso che ce lo meritiamo per quello che abbiamo fatto quest'anno. Ma la partita era complicata, lo sapevamo. Loro sono un avversario veramente tosto, una squadra costruita per fare i playoff come la nostra. Partita equilibrata, noi nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni. Non siamo riusciti a fare gol, però poi ci abbiamo messo tanto cuore, tanto impegno, e ce l'abbiamo fatta. Però il lavoro non è finito, adesso ci aspetta un'altra finale in un campo sicuramente tosto, a prescindere da chi sarà l'avversario, Giarro Santa Venerina, e quindi dovremo fare un'altra grandissima prestazione. Sì, è stata una partita bellissima tra due ottime squadre. Purtroppo è questione di episodi, perché Ferraro sbaglia il gol del 3-2 e poi loro a un minuto dalla fine, a un passo dai supplementari, trovano il 3-2 che ci manda a casa. Però sono comunque felice, perché non posso dire assolutamente nulla, i ragazzi hanno fatto una grande partita. La cosa che mi piace di più è che comunque è stato un playoff corretto, nonostante la posta in gioco fosse altissima, tra due squadre d'amici, in campo si è visto. Le partite si vincono e si perdono, ma quello che contano sono i rapporti umani. Siamo due ottime squadre, l'abbiamo dimostrato tutto il campionato, oggi purtroppo passava solo una. È andata bene a loro e va bene così. Sì, ma lo sapevamo che era una partita difficile, perché Santa Teresa gioca bene, ha un'ottima squadra, è ben messa in campo dal mister Spadaro, dal mister Luca, lo sapevamo. Comunque noi non ci siamo mai arresi, nonostante venivamo da un brutto incontro con Santa Verina, perché là un pochettino abbiamo subito il colpo. Piano piano, meno male che c'è stata la partita col Maschili, piano piano abbiamo somatizzato quella partita, e oggi abbiamo dato tanto e finalmente l'abbiamo portata a casa. I tifosi sono una parte importante di questa squadra che ci sostengono e ci fanno dare sempre il massimo. Adesso riavvolgiamo il nastro, ci prepariamo un'altra settimana di duro allenamento, perché abbiamo un'altra partita importante, non so chi ha vinto Fraggare Santa Verina, abbiamo un'altra partita importante e il sogno continua. È stata una bella partita. Abbiamo lottato dal primo all'ultimo minuto, e poi è stata la gloria. Dopo un anno sono rientrato, diciamo, con il mister mi ha dato la fiducia, e ora siamo qua a festeggiare, che ancora non è finita, ancora siamo all'inizio, abbiamo tante battaglie ancora da fare. È bella emozione, una bella emozione, e tutti insieme siamo qua, ce lo stiamo godendo questa emozione, ora vediamo, piano piano. Campanarazzo fuori dai playoff per un gol. A 5 dalla fine passa in semifinale il Real Belvedere, costretto a vincere in una partita che sembrava destinata ai supplementari e avrebbe promosso i mister bianchesi in caso di parità al termine dei 120 minuti. Finisce così, 0-1, e con un uomo in meno la stagione della sorpresa del girone E di prima categoria, che, pur con qualche rammarico, si lascia alle spalle un'annata ricchissima di soddisfazioni, culminata con un terzo posto che fa e farà la storia del Campanarazzo. Senza D'Arrigo e con Anfuso in panchina, attacco affidato a Sapienza e Giuca, mentre a centrocampo Maugeri gioca dall'inizio insieme a Milazzo, Testa e capitano Russo.
La difesa è consolidata, Tomaselli tra i pali, dietro a Motta, Celi, Danilo Fazio e Palmeri. Tribuna del Valentino Mazzola riaperta finalmente al pubblico e spalti gremiti tra sostenitori appassionati e semplici curiosi per questo quarto di finale che inizia con i siracusani fermati da un palo di fucile dopo 2 minuti. Milazzo su punizione lo sfiora dall'altro lato ed è un segnale di reazione che però, almeno per il primo tempo, si ferma qui per il Campanarazzo in campo con qualche difficoltà. Qui ci riprova Fucile dalla distanza senza inquadrare lo specchio della porta, ma è Tomaselli a evitare il vantaggio del Real Belvedere alla mezz'ora quando ferma così D'Agostino pronto a insaccare lo 0-1 da distanza ravvicinata. Poi attenzione a Testa che innesca una partenza rapida di Maugeri, palla al piede per alcune decine di metri, sul più bello però qualche tentennamento di troppo scombina i piani a Sapienza, palla che si perde sul laterale nel finale di tempo, reti bianche dunque all'intervallo. A 5 dal rientro in campo, sostituzione di Primo Rivoli, tecnico del Campanarazzo, a centrocampo fuori Maugeri, dentro Mirabella. È un Campanarazzo che si presenta più tonico, è il momento migliore per sbloccarla e ipotecare la semifinale. Cross di Sapienza, Danilo Fazio e poi Milazzo in posizione di fuorigioco. Quindi Motta dalle retrovie, lancio di 50 metri per Giuga che stoppa in corsa e con un gran destro al volo impegna Latino. Palla in calcio d'angolo. Batte Sapienza per Testa che la spedisce alta da ottima posizione. Insomma, più biancazzurri nel primo quarto d'ora che tu sei, ma dall'altro lato siracusani spinti dalla necessità di vincere che riprendono così il comando delle operazioni sulla falsariga del primo tempo. Cross di Ricca e mezzo all'aria, si crea un vuoto e Fucile ha spazio e tempo per servire Scalora. Tomaselli ancora decisivo tra i pali e così qualche minuto dopo fa su Ammar da poco in campo. Ecco il primo episodio arbitrale, uno dei due su cui i misteri bianchesi avranno qualcosa da recriminare a fine gara. Ammar entra così su Testa, giallo inflitto dall'arbitro Musumeci di Acireale e non di più. Episodio 2, siamo al 30°, qui però col rosso diretto che lascia in 10 il Campanarazzo. Celi si fa impadronire dal nervosismo dopo questo fallo su Giuga, in mediana. Espulsione e padroni di casa in 10 per l'ultimo quarto d'ora. Quindi al minuto 85 Nicotra avanza verso il limite, tiro, Danilo Fazio sulla traiettoria si gira e ha l'unica colpa di alzare appena il braccio, spalle alla palla. Punizione ben più che discutibile con tanto di giallo ingeneroso per il difensore. Batte Pepe, il Real Belvedere segna e a 5 dai supplementari festeggia la qualificazione al turno 2 dei playoff di prima categoria contro la vincente tra Noto e Città di Belpasso. Domenica prossima, domenica 28 aprile, ci saranno dunque queste finali playoff certamente molto interessanti. Vedremo cosa succederà. Noi ve li racconteremo chiaramente tra 7 giorni, sempre qui sul canale 19 di TVM Palermo. Grazie per essere stati con noi, ci vedremo la prossima settimana. Vi voglio anche ricordare che questa puntata è anche visibile sul canale HBB TV del canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, nonché sulla pagina Facebook Penalty e sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Appuntamento a tra 7 giorni.